Quando le emozioni sono intensissime e si vive una giornata praticamente con adrenalina a 1000 dal mattino sino a notte tarda, è chiaro che poi per cercare di capire quello che è successo ci si ritrova anche di fronte ad un buon bicchiere. In ordine alfabetico: Beltrame, Bonetto, Munaretto. Sono tre nomi importanti per riportarci in Serie C dopo 47 anni. Io comincio proprio con Munaretto, che quel pallone lo ha messo alle spalle del portiere avversario e c'è stata la soddisfazione di vincere anche contro una diretta avversaria alla lotta al vertice come Dolomiti Bellunesi. No, sicuramente un'emozione bellissima. Già in settimana si respirava una grande aria al campo e tutto, eravamo convinti di potercela fare e poi vincere sulla un'emozione moltiplicata, grazie ai tifosi che sono venuti e a tutta la gente di Chioggia, è un sogno che sia vera. È importante finalizzare il gioco e questa volta è successo appunto a Munaretto, vice capitano, ma nel momento del gol era capitano appunto della nostra squadra. Però la fantasia e il gol nel cammino intermedio li dobbiamo segnare in grassetto per questo giocatore che ho definito ieri sera quando parlavamo delle qualità dei giocatori, l'ho definito naturalmente un piede da fatato e una fantasia incredibile. Beltrame, allora, tu con quei 3 gol nelle ultime 2 partite sei rientrato dopo un momento delicato, il primo serio infortunio della tua carriera. Sì, come già ti dicevo domenica scorsa è stata una grande emozione, e poter segnare in casa davanti al nostro pubblico domenica col Bassano è stato bello e secondo me sono stati 2 gol che ci hanno dato una grande consapevolezza per poi andare ad affrontare ieri le Dolomiti e ci siamo fatti trovare pronti anche ieri, è stato bello, il nostro grande pregio è stato quello di aggredire subito la partita, sapevamo che loro erano in un buon stato di forma, ma noi mentalmente, secondo me, lo dico a posteriori, ma in realtà lo pensavo già sabato, eravamo mentalmente molto più forti e molto più squadra, molto più esperti e segnare anche ieri è stato bello, ma davvero questa annata è merito di tutti. Nella vittoria conclusiva bisogna sottolineare anche che il reparto difensivo è stato decisivo, la miglior difesa del campionato, 16 gol subiti, una delle colonne appunto da difensive è Bonetto, ma vorrei anche dire universale della difesa. Sì, siamo stati una gran difesa, siamo una gran difesa, ma penso che comunque il merito sia di tutti, perché non è solo la difesa che se non si prende gol, è merito degli attaccanti, dei centrocampisti che ci aiutano, che corrono tanto come tutta la squadra, e poi penso che sia anche merito del gruppo in generale, cioè di chi gioca, di chi non gioca, di chi magari a volte va in tribuna, perché siamo stati tutti bravi, tutti uniti e questo porta a raggiungere grandi obiettivi come quello che abbiamo raggiunto ieri. Ragazzi, il ringraziamento, infatti volevo coinvolgere anche la realtà di questi amici che vi stanno appunto seguendo. Cicchettando in Rivavena è una manifestazione che si è allargata a tutta la città, è diventata appunto da Cicchettando per Chioggia. Noi abbiamo qui il vicepresidente sempre presente in tribuna centrale a vedere le partite. Ma la cosa positiva che vi ho visto qua significa che il momento di relax lo preferite fare in questa zona magnifica della Rivavena, questo scorcio bello che abbiamo, ed è una cosa bella vedere la squadra qua che si rilassa in Rivavena. Per me è una grande soddisfazione, io vi ho ammirato tantissimo, mi avete fatto emozionare quest'anno, devo dire un grazie al nostro presidente perché è stato magnifico, però grazie di cuore a voi, ci avete fatto veramente sognare, grazie. Il sogno si è avverato, spezzerei una lancia a una delegazione il prossimo anno all'interno della giuria di Cicchettando per Chiosa 2025, sarebbe anche motivo di andarli a riconfermare subito, presidente, non facciamoceli scappare questi gioiellini. A voi studio.